Oggi volevo iniziare con qualche numero, 30 anni di eventi, 31 progetti artistici provenienti da 13 paesi, tra cui 18 prime assolute o nazionali, 8 produzioni o coproduzioni. Spero di non essermi dimenticato nulla, se qualcuno dovrà bacchettarmi sarà il presidente di Mittelfest, Roberto Corciulo, che è qui al mio fianco. Parleremo appunto di Mittelfest. Buonasera. Buonasera a te Davide, grazie per l'invito. Allora, ci proiettiamo al 27 di agosto, ci troviamo una settimana prima, prossimo fine settimana, questo importante appuntamento, 30 anni. 30 anni cosa vuol dire 30 anni? 30 anni è una storia lunga. 30 anni che lega Cividale è importante, una storia lunga e importante. Mitteleuropea. Abbiamo fatto il 27 di luglio, abbiamo fatto proprio una serata dedicata ai 30 anni, un ponte lungo 30 anni, dove abbiamo invitato tutti i direttori artistici, presidenti, varie persone che hanno collaborato in questi 30 anni, proprio per ricordare un momento importante, perché comunque è una storia che è partita in un momento particolare dell'Europa e dove ho avuto modo di leggere una lettera che all'epoca aveva scritto il sindaco Pascolini alla sua popolazione, dove diceva: siamo passati dall'essere un territorio di confine ai margini a un territorio al centro della nuova Europa. E chiaramente quel momento era un momento significativo. 30 anni sono passati velocemente e oggi ricordarli è un qualcosa, credo, di importante, perché ci sono stati veramente i cambiamenti sociali, economici, insomma, velocissimi. E proprio anche il titolo che abbiamo voluto dare, che ha voluto dare Giacomo Pedini, Eredi, è proprio nel segno di questa eredità diciamo, ma di come, diciamo, questo percorso ci ha cambiato, modificato. Oggi siamo diversi da come eravamo 30 anni fa, chiaramente, questo è normale, però appunto il Mittelfest ha saputo sicuramente sempre interpretare, andare avanti, diciamo, nel tempo per interpretare i movimenti, e crediamo che quest'anno sia un'edizione particolare, insomma l'abbiamo anche voluta, diciamo, con tante sfaccettature, diciamo, abbiamo cambiato pelle, abbiamo fatto tante cose proprio per andare incontro a questo 30 anni. Le chiedo se è tanto cambiato, lei ha detto, in 30 anni, in generale l'Europa, il mondo sono cambiati, è bastato anche un anno solo, a dire la verità, con la pandemia. Cividale e Mittelfest sono cambiati quanto in questi 30 anni? Sono riusciti a mantenersi alla centralità di questa Europa che evocava l'ex sindaco di allora? Oppure l'hanno un po' persa? Diciamo non completamente, sicuramente ci sono stati momenti più alti, qualche momento più basso, sicuramente la volontà è un po' anche il mandato che abbiamo ricevuto come Consiglio di amministrazione da parte dell'amministrazione regionale, quello di far sì che questo evento sia un qualcosa che ci porti o ci tenga al centro dell'Europa, che è un territorio particolarissimo nel mezzo di tanti paesi, con 3 lingue fondamentalmente, diciamo 3 assi di lingua, l'italiano, lo sloveno e il friulano, diciamo, che sono parte di questo territorio di Cividale e dei dintorni, e sicuramente, diciamo, la volontà è quella di mantenere la barra verso il centro Europa e far sì che questo evento sia qualcosa di più, diciamo, di un semplice spettacolo che si tiene 10 giorni durante l'anno. Prima di addentrarci negli spettacoli, oltretutto vedo che lei ha il programma sotto mano, giustamente perché sono tantissimi, non me lo ricorderei neanche se fosse presidente o il direttore in questo momento, avete lanciato anche questo Mittelland, no? Che appunto questo è un richiamo di essere al centro dell'Europa. Che cos'è esattamente? Allora, Mittelland è uno dei progetti che abbiamo lanciato, dove la volontà è stata, partendo dal concetto di allargarsi sia nello spazio che nel tempo. Nel tema spazio abbiamo voluto, diciamo, coinvolgere, oltre che Cividale e Friuli, altri 19 comuni, Valli Natisone e Valle del Torre, più Pulfero e Moimacco, dove abbiamo sviluppato una piattaforma di relazione, partendo da una mappa, la mappa parlante, che abbiamo fatto grazie a Radio Magica Onlus, che ha sviluppato questo progetto, e che ha visto, diciamo, disegnare da parte di più di 4.000 persone, in particolare bambini di tutte le scuole, una mappa di comunità dove sono stati identificati i luoghi del cuore.
Questa mappa che trovate diciamo, sul nostro sito, sul sito mittelfest.org, www.mittelfest.org, Mittelland, eccola qua. Diciamo, si va a individuare, esatto, si va a individuare col QR. Siamo attuali e velocissimi, grazie a Gian Domenico. Esatto, diciamo, si va a individuare appunto col QR il luogo del cuore su cui sono stati sviluppati delle storie, dei disegni, dei filmati da grandi artisti nazionali e che sicuramente diciamo, è un modo, per noi è stato un modo per legare diciamo, questo territorio e costruire anche un'ospitalità per gli altri eventi. Per cui questo chi vuole diciamo, organizzare delle cose va sul sito e vede ad esempio abbiamo delle gite in bicicletta, camminate sul Cividale, varie attività. È un modo per diciamo, far capire che territorio, cultura e turismo vanno insieme. Sicuramente, per noi questo è un dato importante. Crediamo che un festival all'aperto come il Mittelfest funziona perché riesce a dare un'esperienza complessiva alle persone che lo frequentano. Ormai il turista o comunque l'usufruitore di cultura diciamo, ha esigenze a vario livello e noi cerchiamo di andare incontro a questo. La pandemia c'entra qualcosa con il titolo o con la linea scelta all'interno degli spettacoli che ci sono? Viene rievocata in qualche modo? La pandemia ha cambiato anche il modo di fare cultura? Lei ha parlato di spettacoli all'aperto, questo è già un vantaggio. Allora, no? sicuramente diciamo, la pandemia in questo caso non è stata presa come riferimento. Lo scorso anno il titolo Empatia diciamo, era un titolo che era legato invece alla pandemia, diciamo, era così una sorta di esorcismo diciamo, contro la pandemia. Quest'anno diciamo, il titolo Eredi nasce dalla storia, da questi 30 anni di storia di Mittelfest. Sicuramente Giacomo Pedini sta lavorando per le prossime edizioni, diciamo, sta già valutando dei titoli che sicuramente andranno ad analizzare questo momento che c'è stato con la pandemia. Sicuramente per noi il dato sicuramente principale come si può dire, che la pandemia ha visto rialzare i confini. Siamo ritrovati per assurdo a una situazione tipo, diciamo, ante anni 90, con tutti i confini rialzati, quindi con difficoltà a muoverci, con tutta una serie di regole particolari che hanno chiaramente comportato delle limitazioni allo spostamento degli artisti. Ad esempio, lo scorso anno c'è saltato uno spettacolo del Teatro Nazionale di Belgrado, perché non potevano entrare a causa, diciamo, delle quarantene. Anche quest'anno chiaramente diciamo, gli spettacoli non possiamo ospitare compagnie importanti, cerchiamo di farlo chiaramente con spazi ridotti, quindi compagnie diciamo, con poco numero di persone, un basso numero di persone e chiaramente ci si deve adattare alla situazione diciamo, complessiva. Però il tutto mantenendo lo spirito come lo scorso anno dal vivo, facendo tutto dal vivo. Quest'anno abbiamo recuperato fortunatamente un po' più gli spazi sulla città, per cui ci sono degli spettacoli che attraversano la città, ricordo Remote di Rimini Protocol, che è un evento che andrà come dire, in scena quotidianamente, dove le persone potranno attraversare Cividale con una cuffia, una voce con intelligenza artificiale che parla. E questo chiaramente diciamo, come dire, all'interno di queste regole Covid, però fondamentalmente il titolo e lo sviluppo diciamo, non sono legati alla pandemia. Eredi vuol dire una continuità con la tradizione, vuol dire come siamo cambiati, vuol dire anche uno stacco con il passato, una rottura, che cosa vuol dire? Allora, la parola eredi è una parola particolare se la analizziamo, innanzitutto funziona sia al maschile che al femminile, ma come dire, noi tutti singolarmente siamo eredi di qualcosa, della nostra storia. Noi scegliamo magari la nostra professione perché il nostro papà, la nostra mamma facevano questo. Quindi la lettura del termine eredi è in questo senso. Siamo qualcosa che deriva da quello che è stato il passato, però dobbiamo leggere, gli eredi oggi leggono il presente per guardare il futuro. Quindi fondamentalmente è una lettura del presente, però fatta chiaramente. È anche un modo per richiamare i giovani ad assumersi un po' di responsabilità, no? Allora direi, io non sono tanto d'accordo sull'assumersi responsabilità perché noi nel progetto Mittelland che abbiamo avviato quest'anno, devo dire che è tutt'altra responsabilità, anzi io ho visto, sono arrivati 162 progetti da 25 paesi, progetti altissimi, sono stati scelti 30 curatori provenienti da vari diciamo, enti teatrali, di conservatori regionali e quant'altro, 30 ragazzi under 30 che hanno scelto
questi progetti, ne hanno scelti 9, di questi 9 che sono stati in scena il 24 giugno e 27 giugno, ne sono stati scelti 3 che andranno in scena al Mittelfest, ma devo dire che c'è stata veramente molta difficoltà nel scegliere perché i progetti erano tutti elevati e importanti, e questo sicuramente... allora vuol dire che noi li sottovalutiamo. Bravissimo, I giovani, ecco, in questo senso io dico questo, molte volte si sottovalutano, nella cultura forse più che in altri mondi, diciamo, il giovane fa più fatica a emergere, e quindi da parte nostra, diciamo, c'è stata la volontà di coinvolgere i giovani con questa modalità che è stata apprezzata, abbiamo visto che ha avuto un buon successo e si ripeterà, diciamo, nel corso del tempo, perché riteniamo che bisogna creare appunto delle basi per un ricambio anche generazionale. Certo, diciamo. E comunque sicuramente ho visto che, come dire, c'è tanta responsabilità. Nel corso dei nostri incontri, trasmissioni, ne abbiamo parlato in tutte queste settimane, ho sentito anche imprenditori che dicono che c'è una mancanza di ricambio generazionale, nel senso che magari i giovani non vengono indirizzati in determinati tipi di professione, e questo accade anche nella cultura. Si fa fatica a trovare qualcuno che riesca a prendere il proprio, ad avere il proprio ruolo, a ottenere il proprio ruolo. Si fa fatica perché il lavoro nella cultura è un lavoro molte volte precario e quindi già di base è difficile già di per sé stesso. L'abbiamo anche visto durante la pandemia, esatto. È uno dei settori, il lavoro dello spettacolo è uno dei più penalizzati. più penalizzati in assoluto, diciamo, molto di più anche del turismo come situazione, perché comunque già di base vive questo tema della precarietà, e all'interno di questo sicuramente, diciamo, nel tempo comunque gli investimenti in cultura sono calati in generale, diciamo, ci sono stati dei tagli importanti, e questo sicuramente non aiuta i giovani poi a voler, diciamo, ad emergere. Quindi credo che sia un dovere per tutti, diciamo, nell'ambito chiaramente dei propri angoli, eccetera, aiutare i giovani ad entrare e a confrontarsi sul mondo del lavoro. Molte volte purtroppo noi ci aspettiamo molto, anche, io parlo anche per la mia professione, diciamo, ragazzi che arrivano, diciamo, sicuramente c'è molta fatica, bisogna, come dire, sgomitare molto, ma credo sia anche da parte dell'imprenditore e del professionista quello di aiutare i ragazzi a capire meglio il loro percorso ed aiutarli a fare il percorso, in un mondo che sicuramente è più difficile di quello che ho visto io quando sono uscito dall'università, insomma. Sicuramente. Allora, noi andiamo in pubblicità, poi parliamo del programma di Mittelfest. Abbiamo scherzato fino adesso, no, neanche troppo. Pubblicità. «1991-2021» sono i 30 anni di Mittelfest, Roberto Corciulo presidente qui con noi, perché tra una settimana inizierà il 30° del Mittelfest con tanti eventi, musica, teatro, danza, ce n'è di tutto, anche friulano. C'è tantissimo, esatto, è anche un bellissimo spettacolo in friulano che abbiamo in coproduzione con l'Arlef, dove avremo la Tosca, la cantante, che canterà 100 anni di storie di musica friulana delle principali villotte friulane, rivisitate, è sicuramente un bel progetto, e insomma questo per gli amanti del friulano sicuramente è un progetto da seguire. 100 anni in 2 ore non è facilissimo, insomma, riassumerli. Siamo qua a riassumere in 24 minuti 30, però forse siamo più veloci. Altri appuntamenti. Altri momenti, noi partiamo il 27, diciamo, con degli spettacoli, diciamo, sia teatrali che musicali. Importante, diciamo, momento sarà il venerdì, appunto 27, il concerto organizzato con la FVG Orchestra, che si chiama Devil's Bridge, è una prima assoluta e parte un po' dall'analisi, o meglio dal vedere questo reticolato di fiumi che attraversa l'Europa, ed è stato costruito un percorso appunto musicale importante, con degli attori importanti, con un regista bulgaro di primissima, diciamo, qualità, e appunto questo, diciamo, spettacolo, questo concerto sarà un po' l'apertura, diciamo, del Mittelfest. Il giorno dopo, il sabato, avremo l'inaugurazione ufficiale alle 5, poi alle 6:30 ci sarà la prima di Europeana, che anche questa è una prima assoluta che noi coproduciamo col Festival di Lubiana, su un testo di un autore ceco insieme all'attore Sollima.
E questo sicuramente diciamo, è un altro momento diciamo, importante diciamo, per noi in questo percorso anche di coproduzioni che stiamo facendo appunto con questi teatri, con questi festival del centro Europa. Poi durante la settimana diciamo, ci sono vari momenti importanti. La domenica abbiamo un duo, la Coppa Ciscaia e Fasil, pianista, diciamo, che sono due star assolute diciamo, nel loro mondo, e poi abbiamo tutta una serie di spettacoli che vanno a svilupparsi durante la settimana. Nei numeri che ricordavi prima, sì, diciamo, erano giusti. Erano tutti giusti. Okay. L'unica cosa che posso aggiungere è che con le repliche alzeremo il sipario 70 volte. Ah, quindi diciamo 70 non è facile. Fino a volte. quando? Quando è il giorno che Noi chiudiamo il 5. In 10 giorni? In 10 giorni 70 volte si alza il 7 volte al giorno. Esatto, quindi diciamo avremo, anche perché lo sviluppo appunto del festival è uno sviluppo che porta, come dire, prende tutta la giornata. Abbiamo gli spettacoli che partono la mattina, si ripetono nel pomeriggio, la sera, ospitiamo degli spettacoli per bambini, il circo, abbiamo infatti volevo sapere quali erano le altre attività. Il tendone del circo, dove abbiamo tutta una serie di attività, di laboratori per i bambini, per le famiglie. Quest'anno ecco, questo è stato un altro dei punti diciamo così, come dire, strategici che abbiamo affidato al direttore, ovvero quello di avvicinare le famiglie al festival, alla cultura. Crediamo che la cultura deve essere vissuta dai bambini in maniera spontanea, in maniera dalla regia facile, sono sul pezzo, ogni volta che lei parla tirano fuori un Esatto, appuntamento, se lei ne cita una, secondo me lo tirano fuori comunque, sì. Non No, è difficile sul sito. Sul sito c'è tutto, abbiamo, diciamo, si può appunto vedere i vari spettacoli, le varie attività, e sicuramente, come dire, sono a misura veramente di tutte le tipologie di utenti, sia appunto partendo dai bambini a utenti diciamo raffinati che cercano lo spettacolo particolare e quant'altro. Quindi 70 volte in 10 giorni è un grande impegno. Certo. Ecco altri appuntamenti, giusto, ci hanno preso gusto dall'altra parte. Sì. Poi ci sono tutta una serie di laboratori, di incontri con gli artisti, abbiamo Joseph Nadi al Museo Nazionale con prima, diciamo lui è un danzatore ungherese, appunto qua abbiamo Tim Petiere, Centines de Miurs, Chiansons Frulanes, abbiamo questo incontro con Paolo e Enrico Bronzi. Ecco, ricordo anche Empatia R, un altro diciamo, spettacolo, come dire, in realtà aumentata. Il secondo anno che lo proponiamo, diciamo, è l'upgrade dell'anno precedente, voluto e seguito da Luca D'Agostino, che è anche il nostro fotografo ufficiale, che ha sviluppato questo progetto sul territorio. Sono delle scene che sono state girate all'interno della cantina Zorzetic, che è il nostro main sponsor, e in realtà aumentata, e questo anche verrà appunto ogni giorno, ci sarà la possibilità di vedere questo spettacolo, diciamo, questi spettacoli appunto in realtà aumentata, ma la volontà è poi di usare questi strumenti anche per diffondere in giro per il mondo questo tipo di spettacoli, diciamo. Qual è l'obiettivo che vi siete posti come consiglio d'amministrazione per quest'anno? Basato su numeri? Ma su allora, qualità, devo dire i numeri non li abbiamo messi centrali, perché già di base andare a sviluppare un progetto come questo in una cittadina da 11.000 abitanti come però avete un territorio, il territorio delle Natisone, compreso Valle Natisone e quant'altro, diciamo, ci siamo dati sicuramente l'obiettivo di dare qualità e di dare, come dire, un riferimento culturale a vari strati, diciamo, di soggetti. Questo principalmente, diciamo. Chiaramente, se poi anche i numeri, diciamo, ci saranno, devo dire che insomma in questo momento la biglietteria, ecco, infatti volevo chiedere questo, come sta andando? Sta girando, diciamo, chiaramente credo, come anche in confronto... non è facile dire questo, perché siamo in periodi ancora di vacanza, di ritorno dei turisti, eppure lo stesso... C'è già stato un discreto numero di acquisti, di abbonamenti, insomma gli storici, siamo partiti anche per tempo, eccetera. Chiaramente anche in confronto con altre attività, con altri festival, quest'anno chiaramente è ripartito tutto, lo scorso anno eravamo tra i pochi che erano ripartiti, diciamo, quest'anno invece sono ripartite tante offerte di qualità, quindi sicuramente, diciamo, la competizione, anche se è sana e va bene, diciamo, è tanta.
Devo dire che le persone poi vanno a sbigliettare, a comprare i biglietti, diciamo, sotto data, preferibilmente, diciamo, anche perché chiaramente tutti erano un po' a capire regole Green Pass, no Green Pass, come funziona. Ecco, come questo eccetera, vi diciamo. penalizza da quel punto di vista? Ma Ne avete preso in allora, considerazione? io spero Ci siamo un po' rodati dal Green Pass, sono Bravo, passati una quindicina di giorni. Quindi... bravissimo. Quindi io spero, diciamo, questo non sia un problema. Noi, diciamo, devo dire, lo scorso anno abbiamo gestito chiaramente tutto, misurando febbre, verificando, eccetera. Cioè, è tutto già nel teatro, è già seguito con delle regole abbastanza rigide, diciamo il tutto. Quindi non credo che quello del Green Pass sia il problema e non sarà un problema, diciamo. Quindi da parte nostra lo viviamo in maniera molto tranquilla, diciamo. Ma è vero che quando, prima di finire ancora o di iniziare un festival, già si pensa all'altro? No, Cosa avete in serbo per il 31esimo? Noi siamo già proiettati sul prossimo anno, anche perché i tempi diciamo, per, come dire, creare le partnership sono tempi lunghi, bisogna prenotarsi. Beh, avete oltretutto diffuso, non mi piacerebbe usare la parola spalmato, ma diffuso il festival in questi mesi, no? Mi ha parlato di 3 date, 27 giugno, 27 Questo era il luglio. concetto del tempo, no? Spazio 20 comuni, tempo lo abbiamo allargato nel tempo. La volontà è di fare, diciamo, nel prossimo futuro altri eventi fuori festival, diciamo. Cioè il Mittelyoung diventa comunque, come dire, un qualcosa di strutturale, e sarà un qualcosa di strutturale. Probabilmente anticiperemo le date, daremo comunque le date ufficiali a fine festival. Il 6 di settembre, il lunedì 6, faremo la conferenza stampa di chiusura e dove daremo sia il titolo del prossimo anno che le date del prossimo anno. Abbiamo tante cose, diciamo, tanti progetti in piedi, diciamo, anche perché comunque ci sono, come dire, siamo coinvolti su altri progetti collaterali sia a livello, diciamo, regionale che a livello internazionale. Ricordo che il 4 ospiteremo il board dell'EFA, che è l'European Festival Association, a cui noi aderiamo come Mittelfest, e dove ospiteremo più di 60 colleghi che arrivano, diciamo, dai vari festival europei, e dove parleremo di turismo, festival culturali e dei progetti. È un momento per fare il punto della situazione. È un momento per fare il punto della situazione, un momento in cui arriveranno anche delle personalità importanti per discutere di questo, quindi Cividale sicuramente sarà al centro di un qualcosa di particolare. Ci stiamo lavorando da 2 anni, quindi insomma è un lavoro non indifferente, però ecco, questo per noi sarà ed è la rete, perché siamo già stati coinvolti su dei progetti a livello appunto europeo, e questo un po' per noi è la rete per i progetti del prossimo futuro. Quindi quando tu mi dici cominciamo a pensare, noi stiamo già pensando fra 2 anni, perché chiaramente poi la pandemia ha creato, come dire, una situazione, come dire, di code, no? Cioè tutti i teatri che hanno potuto programmare stanno facendo le produzioni, diciamo, precedenti, quindi in qualche maniera verranno a mancare il prossimo anno delle produzioni da poter fare, quindi c'è da lavorare per organizzare, pianificare e cercare di prendere anche gli ospiti, gli artisti giusti. Il vero tema di questi progetti, di queste strutture, ed è un tema che così lo sto portando avanti anche a livello, diciamo così, con gli assessori competenti, con la Regione, è che un progetto come il Mittelfest ha necessità di come dire, programmazione a medio-lungo termine, diciamo, proprio perché noi coinvolgiamo 25 paesi, diciamo, con cui siamo in contatto, e quindi riuscire a organizzare con tutti questi paesi, portare avanti delle coproduzioni, soprattutto al centro nella Mitteleuropa, richiede delle tempistiche medio-lunghe. Quindi questo è un po' sicuramente l'aspetto su cui stiamo lavorando come Consiglio di amministrazione, per creare appunto una macchina che sia in grado di guardare almeno avanti 5 anni. Cioè noi adesso abbiamo già fatto un programma che arriva al 2025, che guarda caso è Gorizia 2025, diciamo, quindi su cui chiaramente siamo collegati e stiamo lavorando assieme. E non per niente si tocca l'Europa. No? Grazie a Roberto Corciullo, Presidente del Mittelfest, per essere venuto a trovarci, in bocca al lupo. Tra una settimana, ricordatevi, insomma, il 27 di agosto comincia questo festival, 30 anni, con tantissimi appuntamenti e, aggiungo, visto che avevo iniziato, avevo dimenticato questo numero, 70 repliche. Grazie mille. Grazie Davide. Buona serata a tutti.